Buonasera e bentrovati con il nostro appuntamento sul sito www.venetoglobe.com. L'appuntamento è quello sportivo, ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 19:30 alle 19:30 e poi in replica alle 23:30. Siamo anche sul canale 813, ovvero 813 del digitale terrestre per la sola per il momento provincia di Belluno e ci potete vedere appunto sul digitale terrestre, cosa che speriamo di amplificare e ampliare nei prossimi mesi per quanto riguarda sempre questo nostro canale del digitale terrestre 813. Allora andiamo subito ad iniziare con le principali notizie, cominciando dal Gran Premio di Formula 1. Domenica si corre ad Angeren, si corre il Gran Premio di Ungheria, siamo alla 12ª gara del campionato su 21 prove. Squadra naturalmente quella della Ferrari in silenzio e rossa listata a lutto per la morte, per la scomparsa improvvisa di Sergio Marchionne. Vettel, per quanto riguarda ancora la disciplina sportiva in questo caso, Vettel vincendo raggiungerebbe Senna per record di successi. La nazionale sperimentale di basket è stata presentata a Vicenza nella giornata di ieri. Gli allenamenti, lo ricordiamo, erano iniziati il 23 scorso alla Ghirada di Treviso. Il 2 agosto il tutto si sposterà a Vicenza, proprio dove dal 3 agosto al 5 saranno impegnati gli azzurri sperimentali in un torneo con Germania, Olanda e Stati Uniti. Passiamo alla pallanuoto, anche qui ci sono in atto gli europei, agli europei di Barcellona. Ieri grande beffa per l'Italia beffata da un gol non visto dagli arbitri, proprio contro la Spagna, la formazione di casa che ha vinto per 8-7. L'Italia esce così dal campionato tra gli applausi, ma svanisce purtroppo l'oro. Domani infatti gli azzurri se ne scenderanno in acqua per il bronzo e giocheranno contro la Croazia. Il calcio con la piccola Italia, quella dell'Under 19, che ci sta dando grandi soddisfazioni perché in semifinale contro la Francia ha vinto per 2-0 e ora è eurofinale per i giocatori e si giocherà nuovamente contro il Portogallo. Si va in campo domenica. È uscito il calendario della Serie A che alla prima giornata, stiamo parlando del calcio naturalmente, la massima serie italiana, Serie A vi dicevo che alla prima giornata vedrà la Juventus di Ronaldo a Verona contro il Chievo, l'Inter sarà a Sassuolo, la Roma a Torino, Milan a Genova a Genova contro il Genoa e Napoli a Roma contro la Lazio. È un mercato che comunque per quanto riguarda il calcio di Serie A e di Serie B è ancora piuttosto vivo, con il Pipita, il Pipita vi dicevo che è al centro delle trattative che dovrebbero in questi giorni, in queste ore, potrebbero riportare Bonucci alla Juventus, a meno che di grandi capovolgimenti ancora una volta e tutto potrebbe rimanere come prima. Al Milan, tra l'altro, Leonardo rassicura Gattuso e conferma che non ci saranno colpi folli di mercato. In Coppa ieri sera è scesa in campo a Reggio Emilia l'Atalanta, pareggio dell'Atalanta di Gasperini per 2-2 dopo essere stata in vantaggio nettamente per 2-0. Ora servirà la vittoria oppure un pari con più di 2 gol. La cosa difficile sarà che bisognerà ottenerle proprio a Sarajevo in campo esterno e non sarà così facile. E allora parliamo adesso di calcio di casa nostra con la Serie D che ancora non c'è l'ufficialità ma insomma è data per scontata per il Montebelluna, con il Montebelluna che si sta muovendo sui campi di Via Biagi, allenamento che ormai ha toccato quasi una settimana di integrazione e di grande lavoro sul campo con mister Checco Feltrin. L'altro giorno si è ritrovato anche il Giorgione agli ordini di mister Perrone a Castelfranco Veneto con parecchi nuovi e parecchi ritorni. Il 30 toccherà alla Liventina, al Treviso e al Vittorio Veneto, poi il 31 all'Eclisse Careni Pievigina, questo per quanto riguardava il campionato di eccellenza.
Dal calcio passiamo al basket perché si parla di TVB Basket Treviso che sta completando il suo roster. Anche oggi pomeriggio è stato presentato Uglietti, il giocatore appunto che va a rinforzare ulteriormente il roster della formazione trevigiana. Per quanto riguarda il nostro scorrere insieme a voi i vari acquisti, oggi tocca ad Amedeo Tessitori. Lo vediamo in un servizio realizzato dal sito della società e pubblicato sui social. Amedeo Tessitori. Allora, hai già avuto un'impressione della città, hai girato, hai fatto qualche visita in queste poche ore che sei arrivato? Ma sì, io sono riuscito a girare un pochino, devo dire che è una bellissima città. Penso di non esserci mai stato prima e oggi sono riuscito a vederla un po', è veramente molto molto carina. Ecco, parlando di aspetti tecnici, cosa ti ha convinto a scegliere Treviso, tu che avevi anche la possibilità di fare un salto di categoria, ovvero andare in Serie A? Beh, di sicuro Treviso penso uno staff tecnico e medico veramente da Serie A, un'organizzazione da Serie A e per la storia che ha avuto è molto, per un giocatore è bello poter venire a giocare in posti come questi, come venire a giocare al Palaverde con tot persone che ti vengono a tifare ogni giorno, quindi non c'era tanta difficoltà di scelta. Una scelta anche dettata dal rapporto con Andrea Gracis ma anche con coach Menetti, che sarà il primo anno che ti allenerà. Ecco, cosa ti ha colpito di questo coach che ha comunque un curriculum molto importante? Beh, è un coach veramente fantastico, ci ho parlato diverse volte in questo periodo da quando ho firmato con Treviso e mi è sembrato veramente la persona ideale per portare per comandare questa squadra, insomma, per gestire questa squadra e ci potrà dare veramente una grandissima mano con la sua esperienza di allenatore di Serie A, quindi niente, sono contento. Un'esperienza che tu stai continuando a portare avanti in A2, ma anche con un'esperienza importantissima in nazionale, una chiamata da coach Meo Sacchetti prima nei 16, poi nei 12, nelle 2 partite di qualificazione ai mondiali, prima con Olanda e Croazia a Trieste. Ecco, raccontaci l'esperienza in nazionale, come è andata, le sensazioni, senti che chiaramente ti sia stata utile a livello di crescita, di esperienza, ma anche a livello tecnico. No, è stata un'esperienza veramente fantastica, ho potuto allenarmi con giocatori fortissimi, con i migliori giocatori d'Italia, essere allenato da Sacchetti e quindi sono stato veramente molto contento. Oltretutto sono riuscito pure a giocare qualche minuto contro squadre come Croazia che hanno giocatori NBA e tutto, quindi un'emozione stupenda e quindi niente, sono contento, spero che possa continuare. Questo Amedeo Tessitori, il nuovo giocatore della TVB Basket. Oggi pomeriggio, vi ho detto, è stato presentato Uglietti, nuovo arrivo in casa Treviso. Lasciamo il basket per passare al Benetton Rugby perché si stanno allenando per le ultime giornate prima di fare rientro nelle proprie case, nelle proprie abitazioni. I giocatori, c'è stato e ci sarà il rompete le righe dopo 3 settimane intensissime di allenamenti per quanto riguarda il rugby Benetton Treviso. Ieri siamo saliti a Calalzo di Cadore per vivere anche noi un'esperienza particolare. L'aria che si respirava è quella di un grande gruppo che sta nascendo con grandi giocatori e gran voglia di fare bene, come ci testimonia il direttore sportivo Antonio Pavanello. E allora Antonio, ti hanno detto un sorriso per la stampa, ma tu giustamente hai detto insomma bisogna dimostrare subito di avere la grinta giusta e mi pare ci sia. Sì, assolutamente, i ragazzi si stanno allenando veramente bene, poi stamattina è una sessione importante, in particolare e dura anche, per cui insomma la grinta c'è. I nuovi? Tutto bene? Tutto bene, si stanno allenando bene, si stanno integrando soprattutto bene, soprattutto Tuva, il figiano, sempre molto solare e sorridente, no, veramente bravi tutti quanti. Il Presidente prima sottolineava
il gruppo, fare gruppo. Ieri sera avete fatto una serata splendida su un rifugio, ma anche questa salita della diga. Sì, è ovvio che sono tutte attività particolari che facciamo per cementare appunto il gruppo. Avere un gruppo forte, un gruppo unito è alla base di una stagione che può essere positiva, per cui questo ritiro fatto inizio stagione serve appunto a unire e far conoscere bene e meglio i nuovi arrivi. I ragazzi poi rientreranno in fine settimana, avranno un po' di riposo meritato giustamente. Come giudichi questo calendario che già vi dice che sarete in Galles per la prima? Sì, beh, ovviamente allora partiamo dal fatto che appunto i ragazzi la prossima settimana osserveranno un po' di meritato riposo, perché le prime 3 settimane sono state veramente impegnative, e dopo riprenderemo ad agosto con le amichevoli che appunto ci porteranno a un inizio di campionato importante in Galles. Affronteremo subito tutte e 4 le franchigie gallesi. È un calendario che ci vede impegnati in maniera importante all'inizio. Comunque siamo qui per lottare fin da subito. Avete scelto anche 3 avversari piuttosto importanti, dicevi, per le amichevoli, no? Sì, appunto per cercare di alzare sicuramente subito il ritmo. Ci saranno appunto le 2 squadre inglesi, Worcester e Tigers, che ci verranno a trovare ad agosto. Vogliamo subito alzare l'asticella e avere partite toste. Il Presidente non ha voluto sbilanciarsi, ma l'obiettivo è? L'obiettivo è sicuramente quello di far bene, no? Come filosofia vogliamo rimanere umili, sappiamo che il lavoro paga, e per cui non fissiamo obiettivi, ma siamo qui per migliorare sicuramente sempre. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie mille. E si è chiuso così l'allenamento ieri appunto a Calalzo di Cadore per quanto riguarda il Benetton Rugby, che adesso dopo le ultime 24 ore scenderà nuovamente alla Ghirada, e poi il Rompete le Righe per ritrovarsi poi dopo una settimana più carichi che mai. Concludiamo il nostro spazio del venerdì, il nostro spazio settimanale, con una manifestazione che sta tenendo banco in quel di Pordenone, nel vicino Friuli. Sono 3, anzi 4 serate, le 4 sere denominate, dedicate alla pista, al Bottecchia, al velodromo Bottecchia di Pordenone, dove si fa sul serio, come ieri sera, Riccardo Minali del team Astana, vincitore. Sentiamolo in questa intervista. Riccardo Minali, secondo titolo consecutivo qui a Pordenone, italiano derby. Sì, quest'anno è arrivato il bis di questa maglia tricolore e niente, una corsa improntata di testa con Ilario. Abbiamo deciso di correrla così, un po' l'attacco, sapevo di star bene e abbiamo fatto il nostro ritmo fino ad affondare tutto gli ultimi 5-6 giri, e è andata bene a noi e siamo riusciti a portarla a casa, insomma. Soddisfazione per te e anche per tuo papà Nicola? Ma sì, sicuramente papà era qua a vedere, in tribuna c'è anche la mamma. Penso sia sempre una soddisfazione, perché una maglia tricolore è sempre una maglia tricolore e vestirla fa sempre un certo effetto, e niente, sono contentissimo. Derby fondamentale per, chiamiamola così, la gamba. Ma sì, sicuramente il derby, come tutta l'altra serie, sicuramente nelle volate su strada si farà sentire, perché veramente la pista, il colpo di pedale dalla pista, la strada non lo può dare, perché certi cambi di ritmo che si fanno in pista in strada non si fanno, non si possono fare, e quindi cercheremo di sfruttare questa condizione, e però prima di tutto cercheremo di provare a portare a casa queste 3 serie, perché siamo in classifica con Michael e sarebbe una soddisfazione per lui, per me e anche per lui. Non mancate quindi questa sera, ultima serata a Pordenone al Bottecchia per vivere la pista, e vivetela naturalmente con questa grande manifestazione. Bene, abbiamo concluso con il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, regionale, provinciale. Inizia l'ultimo weekend di luglio e poi ci si getterà in quell'agosto che sarà ancora di preparazione per molte squadre per quanto riguarda il calcio, soprattutto locale. A tutti voi buona serata e buon weekend, ci risentiamo lunedì.